palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini qui per la partita del campionato di Serie B Girone H tra Missal Carini e Città di Adrano. Subito un problema per Uriel Istro, portiere del Mistral, è rimasto a terra. Si rialza numero 77 della squadra bianca e rossa, reduce ricordo dalla vittoria dell'Epifania contro il Villauria Monreale. Maglia blu, questa conclusione che si perde fuori. Andiamo a vedere i quintetti partendo girapalla il Mistral con Argibai, poi la rosa per Muron, vedete il quintetto Cascino, ricordiamo assente per squalifica. C'è il capitano Filippo Giangrande, somma di ammonizioni in questo campionato per lui. La rosa intanto, conclusione deviata in calcio d'angolo. La rosa va a giocare praticamente da fermo, l'1 contro 1, ancora si defila la rosa, scarico indietro per Arcibai. Muro si defila sul destro, va a calciare sull'uscita del portiere, molto bravo qui. Altra palla giocata su Aleandro La Rosa. Palla ancora per La Rosa, conclusione ribattuta, quindi a tempi il portiere. Prova ad uscire Ladrano, serie di rimpalli. La Rosa, conclusione improvvisa e parata splendida in calcio d'angolo. Altro tiro altissimo di Muro. Tentativo alto, La Rosa, Argibai prova il pallone di ritorno, poi la palla gli rimane incollata al piede, allora recupera la squadra etnea con il lancio. Muro appoggia Uriel Istro, poi attenzione a questa palla recuperata per un attimo dall'Adrano, riflesso super da parte di Listro. Poi non riesce ad allontanare la minaccia la squadra carinese. Allora angolo quando sono passati 2 minuti e 48 secondi. L'angolo con tentativo ribattuto. Altro angolo per Ladrano che all'andata ha vinto, ma tanta attenzione a Cascino che serve Muro in ripartenza. Si divora l'1-0 Muro. Già almeno 3 occasioni nitide per il Mistral per sbloccare la partita. Vediamo che ci prova, difesa del Mistral schierata, poi esce Listro. Argibai cambia banda, va da La Rosa.
ci aveva provato, c'era andato molto vicino qualche secondo fa, adesso trova la rete dell'1-0. La sblocca Muro, che qualche secondo prima si era rivelato il gol in ripartenza, questa volta abile a sfruttare quello che è il suo colpo preferito, però se la sta affilata, defilandosi sul destro. Una grande conclusione che ha negato che ha portato in vantaggio il Mistral Carini. Ora cerca adesso la squadra guidata da Asproi, che dicevo prima ha trovato la vittoria nella turno a cui è bravo Listro. Partita subito con tante occasioni da una parte e dall'altra in questo avvio. Qui Cascino riconquista, Cascino pressato forse fallosamente, pulisce palla Argiboi. La Rosa si defila Cocco, così viene soprannominato il giocatore appena tornato alla base, uno dei grandi protagonisti dello scorso campionato vinto in C1, qui conclusione strozzata, pallone che si perde fuori e subito Coccerizzo che oggi bardato come se stesse andando in settimana bianca. C'è del movimento sulla panchina, in particolare affaticato anche Barcellona, grande protagonista della vittoria di sabato scorso, il giorno dell'Epifania al Palo Don Bosco contro il Villoro Monreale. Villoro Monreale che si era portato anche in vantaggio sul 2-1, con un giocatore che sicuramente farà parlare di sé negli anni finali, ossia Paolo Scalavino. Poi però è tracimato il muro nero-verde con appunto Gabriele Barcellona, grande protagonista della sfida. La Rosa cerca di farla passare, c'è l'uscita comoda dell'estremo difensore ospite. Qui attenzione però, la palla subito in verticale, intercettata da Argibai, poi bravo Muro ad uscire, incerticato sul pallone, per un attimo lo perde, poi lo perde definitivamente. Allora Adrano che ci può riprovare, la palla che è entrata, e allora il pareggio dell'Adrano 1-1 con questa conclusione che ha baciato la faccia interna della traversa, poi ha sbattuto all'interno dell'area di porta, e allora 1-1. Durato poco il vantaggio del Mistral che braccia di prova subito, fallo ai danni di Muro, primo fischio della partita dopo 6 minuti, partita che è andata via molto velocemente, molto rapidamente. C'è proprio l'autore del gol, nonché colui il quale ha subito il fallo sulla palla. Con il fischio dell'arbitro, Muro con lo schema per il tiro di La Rosa deviato in angolo. Va La Rosa a battere. Pallone scucchiaiato, Muro, controllo, rimbalzo destro, ribattuto, ripartono in tre quelli dell'Adrano. Attenzione qui a questa ripartenza con la palla messa dentro, in qualche modo la spinge Muro, ma ancora Adrano in fase offensiva. Si ricompone il quartetto del Mistral in fase difensiva. Ancora la squadra di Carmelo Sgroi che imposta, finta di tiro, La Rosa però non si lascia scomporre. Ancora conclusione, palla fuori, azione insistita della squadra etnea a 13:19 dalla fine del
primo tempo. Tanto varco per la Rosa che può avanzare. La Rosa cerca il dribbling, raddoppiato, non la tiene in campo. Sarà una rimessa per Ladranu, mentre riposa in panchina per Coco Argibai, al suo posto Barcellona. Alla prima recita davanti, o meglio, tra le sue nuove mura amiche, quelle del palazzetto Ciro Genova. Debutto con i Fiocchi, un giocato in precedenza contro il Villauria Monreale. Qui intanto a proposito di ex Monreale, Muro accelera. Muro! E chi lo ferma qui, Muro? La volata, palla al piede, un caterpillar, nulla attorno a lui, soltanto la palla, soltanto la porta, e il 2-1. Ha messo il per 2 qui, Salvo Muro, più veloce di tutti e soprattutto con un controllo del pallone ad alte velocità veramente invidiabile, grande giocata individuale da parte dell'ex giocatore tra le altre del Monreale, che fa 2-1. Qui intanto attenzione alla chiusura ottima di Cascino, che per ora sta giocando più per la squadra che non per lo score personale. La Rosa, serie di finte, prova ad accendere la luce il 29, Muro, finta il tiro, Cascino, stoppato il suo passaggio, la palla torna ad Uriello Linistro, che fionda subito per Cascino, si mette in posizione di sparo, respinge il portiere, poi Cascino ultimo toccato. Prova a ripartire da dietro la squadra di Sgroi che fino all'anno scorso era nello staff tecnico come allenatore dell'Under 19 della Meta Catania. Ora si è rimesso in gioco come capo allenatore di una squadra che sta facendo cose importanti in questa prima parte di stagione, ma sta facendo cose importanti Muro, che colpisce il palo, grande giocata ancora da parte del numero 8, per palla dentro, allontanata e messa direttamente fuori, non c'è stata deviazione. Qui la pressione su Barcellona, che con la sua lata riesce a servire la Rosa. Ancora l'ex del Fenicati, Muro d'esterno, non riesce a passare il pallone. Buono qui l'intervento da parte di Cosano, maglia numero 14. Barcellona, spalla alla porta, scarico per Cascino, ancora Cosano davanti a lui, Cascino respinge il 14, maglia blu, calcio d'angolo. 11 minuti, 12 secondi ancora da giocare, siamo quasi a metà di una prima frazione molto veloce, molto scorrevole, molto divertente. Ancora Cascino per la Rosa questa volta. La Rosa cerca l'imbucata centrale, ancora la Rosa, prova a piazzarla, lontano, buon accorso direttamente sul fondo, c'è da sistemare una porta. Con Linistro che dall'altra parte è pronto a rimettere in gioco, ci pensa Longo, il portiere, a sistemare. Si riparte dalle retrovie dal Mistral, che gioca anche con Linistro, verticale per Barcellona. Muro, palla per la Rosa, cerca Barcellona, lo trova. Barcellona qui passato e fermato da Cosano, qui incespica sul pallone, si trattava del numero 16 Furnari, qui palla recuperata da Muro, conclusione fuori. Riposo per Furnari, al suo posto Verzi, Longo che la rimette in gioco. Ricceri, palla ancora indietro, c'è l'intervento ai danni di Bonaccorso, l'uscita ancora di Longo che va a raccogliere palla. Cosano, serie di finte, Bonaccorso prova a passare, sterza sul muro, conclusione.
superata la boa di metà primo tempo qui al Palazzetto Ciro Genova e avanti il Mistral 2-1. Intanto si defila, va a calciare Ricceri, la respinta di Listro. Ancora Ricceri. Attenzione però alla giocata di Verzì, Listro in uscita ancora 2 volte. Uriel Listro, bravissimo. E fallo laterale per Ladrano con Listro che qui respinge con le mani aperte. È rimessa per la squadra in maglia blu, non riesce lo schema, allora subentra nell'azione Longo. Verzì prova la giocata su Barcellona che lo ferma, vanno giù entrambi, non c'è fallo né dall'una né dall'altra parte e allora la Rosa. Muro la conduce, la palla per Cascino, subentra Muro, la palla è per lui, sterzata di Muro che non corre rischi, torna indietro da La Rosa. Barcellona, ricordo tra gli assenti anche Gianbanco, oltre appunto a Giangrande, 2 elementi sicuramente utili in rotazione per Salvorizio, che ricordo ha anche rimpiazzato il portiere. C'è più Peppe Giglio che è andato al 3, c'è Calandra, classe 2003, attenzione intanto a Cascino, palla dentro Barcellona, o meglio non la controlla. Gabriele Calandra, classe 2003, arrivato in questi ultimi giorni, negli ultimi giorni del 2023 con Giglio che ha cercato e ha trovato, non poteva non trovarla, una soluzione altrove. Tra l'altro Giglio impegnato in questo momento su un altro campo targato sportistico, quello del 3M Palermo contro il Bonifato. Cascino, conclusione respinta da Longo. Sulla seconda palla c'è Salvo Muro. Cerca l'imbucata per Cascino, non perde però il pallone nonostante l'intervento della difesa avversaria. Listro chiama incontro Cascino, poi gliela dà lunga. Portiere classe 1995. Buona corsa, palla per Verzì, autore del gol che per il momento tiene, cioè che per un attimo aveva messo sui binari della parità Ladrano. Mancano 7 minuti e 8 secondi alla fine del primo tempo. Il primo tempo, come detto, molto godibile. Qui Muro recupera una bella palla, aiuta Cascino, la palla è per Cascino. Cascino! Contropiede da manuale del Mistral. Muro questa volta con l'assist per Nino Cascino che ritrova il gol ed è quello del 3-1. Torna a segnare il bomberone del Mistral Carini, la rete del 3-1, quando siamo giunti a 6 minuti e 44 secondi dall'intervallo di metà gara. Qui il pressing vincente da parte di Argibai che calcia! Ha colto le ragnatele dall'incrocio, Coco Argibai con la rete del 4-1. E si presenta, anzi si ripresenta alla grande Argibai. Qui Carmelo Sgroi che prova a fermare l'emorragia, chiama time out, 6:35, scappa il Mistral.
finisce il time out, continua a parlare coach Sgroi. Riprende la partita con 6 minuti e mezzo da giocare e 4-1 con cui il mister Alcarini si approccia a questa fase finale del primo tempo. Argibai, ancora recupero, scambio con Cascino che però non si chiude. Ancora la squadra di Rizzo che insiste con la rosa. Cascino affaticato, appena entrato in campo. Argibai, Cascino da fermo, sgambettato, fallo. Secondo fallo commesso dal Ladrano, ancora immacolato lo score del mister Alcarini. Vedere un po' anche quelle che sono i nomi. Numero 16, intanto c'è la punizione, la rosa, schema, Argibai! E il gol del 5-1 e Coco torna con una doppietta, scappa ancora, allunga più 4 il mister. Dicevo dei due Furneri con Gabriele Furnari col numero 16, col numero 19 era indistinta Vincenzo Furnari, che ci viene comunicato essere indisponibile. Era tra i 12 convocati di coach Carmelo Sgroi. Non sarà della partita il 19 della squadra adranese. La rosa cerca la verticale con l'intercetto di Cosano, fallo di Coco, calcio di punizione. Si era andato a risedere Muro, probabilmente a breve toccherà di nuovo a lui Sassotti, invece Cascino. Ricordiamo che come elementi di movimento c'è anche un altro nuovo arrivo di dicembre, però sia biondo, bella storia la sua, arrivato dalla C2, sia indica in C2, un giocatore di buon livello, chance importante per lui anche per crescere, anche se finora di minuti non ne sono arrivati tantissimi. Qui Listro che colpisce in pieno Argibai con questa respinta non granché, a dire la verità, sul tiro di Cosano. Si rialza l'autore degli ultimi 2 gol del Mistral, che dunque aggancia Muro nella, chiamiamola, classifica cannoniere di giornata, con in mezzo la rete del solito Nino Cascino. Qui intanto conclusione dalla respinta, tiro di Cosano in fallo laterale, credo. Sì. C'è il riccio da parte di Musumeci che calcia, palla fuori. Musumeci lo scorso anno ad Acireale, alla Drago. Va ricordato, a proposito di Acireale, un'altra squadra targata sportivi che ha trionfato in terra acese, il Palermo, che ha vinto la Coppa Italia regionale di Serie C1 al Palavolta, battendo proprio l'Acireale calcio a 5 in finale, e aveva battuto in precedenza lo Sporting Alcamo nella semifinale. Argibai, la rosa, lungo linea per Coco, palla dentro e arriva la rete del 6-1. Non esulta più tanto Barcellona, forse non è stato neanche lui a toccare, ma conta il giusto, perché è arrivata la 6ª rete del Mistral. Decisamente un'altra musica rispetto
quasi 4 mesi fa questa partita. Intanto arriva il fallo di Barcellona su Cosano, 2 falli a testa. Mentre inizia a muoversi proprio Biondo, l'avevo quasi chiamato in precedenza. Ma di quei in panchina c'è anche il giovanissimo Megna, oltre al secondo portiere Calandra di cui vi ho già detto prima. Calcio di punizione con Nicolosi che la lascia lì, Cosano, ecco Nicolosi dentro. Ferma tutto Argibai, poi va via Muro che accelera, Muro, la parata di Longo, calcio d'angolo. La progressione di Salvo Muro penso che sia una delle cose più devastanti mai viste su un parquet di futsal a questi livelli. Ha faticato, tiro ribattuto, fallo laterale, 4:29. In un primo tempo che ha un solo padrone. Muro ha faticato Argibai, serie di finte contro Nicolosi, ancora Argibai, serzata, sinistro, alto. Sicuramente sotto tanti aspetti, in primis quello della tenuta mentale oltre che del campo, un altro Mistral Carini rispetto a quello che si è visto soprattutto nel secondo tempo contro il Soverato nell'ultima gara del 2003, anche l'ultima gara che avevamo trasmesso. Qui Argibai recupera, Argibai col piede Longo, palla in fallo laterale, probabilmente non dovrebbe aver varcato la linea di fondo prima di colpire il soffitto, quindi rimessa per la squadra di Salvorizio. Ha faticato Argibai, va a puntare, converge, vince il rimpallo, tiene palle, un giocoliere, il numero 21 che era mancato tantissimo alla squadra dei presidenti Dragni e Masotti. Ancora Argibai, rischia l'ultimo uomo e per poco non fa beccare con l'allistro. Barcellona la perde, allora riparte, o almeno prova a ripartire perché non ci riesce Ladrano. Barcellona giù senza fallo, si gioca Verzi per la corsa da parte di Furnari, palla fuori, di Furnari, scusate. Calcio d'angolo però. C'è la battuta, Musumeci si fa trovare sempre sul primo palo, non riesce a girarla, Cascina 1 contro 1 con Cosano, subentra affaticato, la palla è per lui, affaticato, la tiene in qualche modo sul fisico per difenderla, bravo poi con lo scarico per Argibai quasi dall'1-2 con un avversario, l'arbitro fischia, c'è la trattenuta, c'è la punizione, c'è il terzo fallo commesso dal Città di Adrano a 3 minuti dall'intervallo di metà gara. Fin qui, e lo dice già il risultato, una sola squadra in campo. Torna la rosa, riposa Argibai. È una squadra che comunque propone almeno 2 per il momento elementi in rotazione, poi l'eventualità di rivedere dopo la squalifica Giangrande, oltre a vedere Gianmarco che dovrebbe tornare già dal prossimo impegno. Muro attaccato, la rosa, controllo non perfetto, c'è la pressione su di lui da parte di Bonaccorso, bravo la rosa a cacciarlo via con una finta di corpo. Ancora la rosa cerca di girarsi, sempre col pallone incollato ai piedi, la rosa sempre Bonaccorso a pressare, poi alla fine in qualche modo arriva il recupero da parte del numero 4, Scelis sui suoi piedi. La rosa, palla di ritorno per Muro, spalla alla porta, si gira, grande giocata di Muro, deviato da Bonaccorso che poi gliela mette fuori, l'arbitro fischia, c'è un cumulativo e quindi 4 falli commessi dal Città di Adrano, mentre debutta in partita Emanuele Biondo, maglia numero 7 per lui, a 2:21 dalla fine del primo tempo, ma c'è da ripetere la rimessa. L'arbitro non aveva ancora dato il segnale di ripresa del gioco.
naturalmente la curiosità, oltre che per questi ultimi 2 minuti e 17 del primo tempo, anche per vedere come si aprirà la ripresa, perché se dovesse restare questo il risultato, o dovesse addirittura aumentare la forbice, sicuramente il secondo tempo potrebbe ulteriormente perdere di interesse. Naturalmente vedremo come andranno le cose. Intanto palla al piede e buona corsa. Berzì si mette fronte alla porta, è arrivato anche il momento per Ladrano di Neri, maglia numero 24. Qui intanto prova la giocata Licceri, palla fuori, protesta per un mancato fischio arbitrale il numero 7, che ha guardato anche in malo modo il secondo arbitro. Murò, cucchiaiata morbida, Cascino controlla, resiste Cascino, arriva Murò, la palla è per lui. Murò! Fuori. Non si poteva proprio fare a meno di passare davanti alla camera, in ogni caso restiamo in cronaca. Riceve. Buona corsa, palla in verticale, capisce tutto Murò, si è buttato Cascino, la palla è per lui, Cascino col cucchiaino morbido, la palla dovrebbe essere entrata prima del tocco di Biondo, in ogni caso 7-1, stando così le cose è doppietta per Nino Cascino. Si riprende con 106 secondi alla fine anzi 66 secondi, ma dopo sono diventati 60 alla fine del primo tempo. Lo spettro di quello che dicevo prima, naturalmente per quello che è una questione di interesse della partita, ovvero sia capire come inizierà il secondo tempo da entrambe le parti, e anche una questione di scorrevolezza della partita, della ripresa. Ovviamente vedremo un po' di accademia quasi da parte del Mistral in quelli che sono, di quelli che saranno i secondi 20 minuti della partita. Qui intanto la giocata con l'uscita di Nistro, Murò recupera, la Rosa spinge, un 4 contro 1, la Rosa, Murò la perde. Qui non ha sfruttato per nulla bene la ripartenza il Mistral. Potrebbe essere addirittura l'8º gol, erano tutti e 4 elementi di movimento nell'area del Ladrano. Qui Murò col recupero, Biondo, la Rosa, Murò, la pressione da parte di Neri che calcia, palla fuori. Qui cenno di intesa tra Murò e Coach Isgroi voleva far passare il tempo, Murò mancava poco alla fine della prima frazione che finisce 7-1 Mistral. Noi naturalmente restiamo qui, ma intanto qualche minuto con le immagini dei campi targati sportivi. Prova ad approfittarne il Purgatore con questa palla in profondità da parte di Sodra, cercare Stabile che la mette in mezzo, opportunità ghiotta per il Purgatore con Spano che da 2 passi non riesce a spingere il pallone verso la porta. Anzi va Altieri, il pallone tagliato, la parata. Fischia l'arbitro, parte Jantos, il pallone in mezzo, il colpo di testa di Torres che va vicinissimo al gol dell'1-0. Cirone avanza, Cirone, pallone dentro, cercare Totaro, manca il primo aggancio, poi mette questo pallone in mezzo e il Purgatore ad un passo del gol dell'1-0. Ora per Torres per Altieri, prova a rientrare Altieri, Jantus pensa alla conclusione, Grimaldo del Monaco, Gallo, il pallone profondità a cercare Grandis, del pallone e 1-0 di Torres.
Santiago Torres, la super giovane calciatore avanti alla mezz'ora, il grido del Cianci, abbiamo usato frequentemente per non salvarsi bene, intanto il favore proprio di Torres e il Cianci 2-0. Santiago Torres, l'urlo del Cianci, il raddoppio della super giovane Castelbuono. Dovrà giocarla ancora il Fulgatore Razak. Buona qui l'apertura, Spano! La palla che si perde al lato. Diallo, pallone per Pardo. C'è Diallo, posizione regolare. Diallo, palla al lato. Fischia l'arbitro, parte Razak. Se n'è telefonata per Spangone. Fischia l'arbitro, parte Cirrone. Il colpo di testa, gol del Purgatore, la riapre Todaro. Gol del Purgatore al 70°. La tranquillità più possibile. Calcio d'angolo, parte lo spiovente, il colpo di testa e poi il palo clamoroso di Pardo. Poi Suarez trova il pallone sul fondo, buona opportunità per Pardo. Da battere Belecco. Cambia con Iantus che vuole tenerla vicino alla bandierina. Iantus va via e poi 3-1. Grandis! Mette lui il punto esclamativo. Laureano Grandis. Ma qui è stata una grande invenzione da parte di Iantus. Conosciamo tutti le sue potenzialità ormai. No play del Fulgatore. Intanto Iantus va a cercare profondità Diallo. Diallo può andare in porta. Diallo mette il pallone in mezzo. Pardo! Esterno della rete. Pardo ad un passo del gol in spaccata. Mister Bognanni, mister 2024 che inizia a sorridere per la super giovane Castelbuono che parte in discesa vincendo per 3-1 contro il Fulgatore. Che partita è stata? Sì, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché dopo la ripresa, dopo quasi 15 giorni fermi, ci poteva essere qualche alto e basso. Invece la squadra ha fatto un grandissimo primo tempo, siamo andati in vantaggio del primo gol, poi abbiamo fatto il secondo gol, potevamo fare il terzo. E il primo tempo l'abbiamo gestito abbastanza bene, anche se loro hanno avuto due contropiedi, però abbiamo avuto tantissime occasioni da gol. Poi il secondo tempo, i primi 20 minuti, poi c'era questo vento contro, ci siamo abbassati, abbiamo preso il 2-1 e lì un'altra squadra si sarebbe un pochettino distrutta. Invece noi ci siamo alzati di nuovo, ci siamo ricombattati, abbiamo alzato il baricentro, abbiamo incominciato e ritornato a costruire e poi siamo andati sul 3-1 e lì la partita è finita. I meriti vanno tutti ai ragazzi che stanno facendo un grande lavoro, perché io voglio ricordare che questa è una neopromossa, noi siamo come sulla carta il Fulgatore, come l'Accademia Trapani, come l'Aspra, come la Folgore, e stiamo facendo qualcosa di strepitoso. La classifica in questo momento non la guardiamo perché abbiamo un percorso di crescita importante davanti, abbiamo 3 partite in 15 giorni, ora domenica abbiamo una partita difficilissima in casa della Folgore che come noi ha l'obiettivo della salvezza. Ripeto, il nostro obiettivo è la salvezza, testa bassa, umiltà, i meriti vanno ai ragazzi, i meriti vanno anche alla dirigenza che non ci fa mancare nulla, anche per loro è il primo anno in eccellenza, quindi stanno facendo qualcosa di importante, finalmente giochiamo in casa. Un plauso importante lo voglio fare, un ringraziamento importante lo voglio fare pure al direttore sportivo Ivano Vetere che abbiamo costruito questa bella realtà, questo gioiello nel mercato di agosto, poi abbiamo puntellato un po' a dicembre e quindi merito vanno a loro. Mister, Torres è uscito nel primo tempo, ci può aggiornare sulle sue condizioni? Sì, ha avuto un affaticamento, è uscito per precauzione. Io penso che già martedì alla ripresa sarà a disposizione. Quindi cercheremo di lavorare tutti, cercheremo di essere tutti presenti. Ripeto, abbiamo partite importanti davanti, abbiamo Folgore, poi andiamo con l'Accademia Trapani, un altro scontro diretto e poi avremo questo sogno, questa finalissima che ci siamo conquistati sul campo con tanti sacrifici che è la finale di Coppa Italia il 24 a Barcellona. Quindi abbiamo un periodo importante, testa bassa, umiltà,
lavorare sul campo e fare parlare gli altri, noi dobbiamo pensare a lavorare, quindi dobbiamo cercare con la fame, la grinta, la cattiveria di raggiungere il nostro obiettivo, che ripeto ancora una volta, che è la salvezza. Noi non abbiamo altri obiettivi, dobbiamo arrivare il prima possibile a questi 40 punti. Ripeto, la classifica non la guardo e detto questo voglio augurare anche ai miei ragazzi di continuare a lavorare così perché abbiamo un grande gruppo. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, un abbraccio a tutti i tifosi della Super Giovane Castelbuono. Siamo qui con Santiago Torres, attaccante della Super Giovane Castelbuono, bomber della Super Giovane Castelbuono. Santiago, il tuo gol mancava dalla partita contro il Mazzara 46, quanto ti è mancato il gol? Vabbè, per un attaccante sempre quando non fai gol da tanto tempo ti manca, però ero tranquillo perché sia i ragazzi che il mister e la società mi hanno dato sempre fiducia e anche se non facevo i gol vincevamo e quindi sempre è uguale chi fa i gol. Sul primo gol Laureano aveva tutta l'opportunità di calciare e trovare il suo gol personale, invece ha servito Teinere di rigore e per te non ci sono stati problemi. È stato grazie anche all'alchimia che si è creata tra te e gli argentini soprattutto. No, non è argentino, pure i ragazzi italiani, qua tutta la squadra ci vogliamo bene tra di tutti e penso Laureano aveva questa cosa in testa pure che non segnavano un bel po' di tempo e ha detto se la metto dentro e grazie a lui ho fatto il gol. Torniamo live dal palazzetto dello Sport Ciro Genova di Carini, secondo tempo di Mistral Carini, città di Adrano. Il primo tempo, come vedete, si è concluso sul 7-1, veramente pochissimi minuti di break. Evidentemente c'è la consapevolezza di una partita ormai andata in archivio, almeno per quanto riguarda il risultato. Ho contato bene, circa 7 minuti sono intercorsi dalla sirena di fine primo tempo e l'inizio della ripresa, una ripresa che si apre con Mazzeo tra i pali della formazione ospite guidata da coach Carmelo Sgroi, che manda sul parquet anche il numero 7 Ricceri, il numero 17 Furnari, anzi il numero 17 Verzi, il numero 11 Nicolosi, il numero 14 Cosano. Dall'altra parte Aurelli Istro e il portiere del Mistral. Qui Cascino che non riesce a raggiungere il suo lancio, a completare il quintetto Argibai, La Rosa e Muro. Doppiette per Cascino, Muro e poi per lo stesso Argibai. Intanto la giocata di Cosano che prova a puntare Argibai, palla larga per Nicolosi, tiro deviato, angolo per Ladrano. Dicevo prima di un Mistral che ancora attende di essere completo, mentre Argibai impegna subito Mazzeo, conclusione mancina potente, sventato col piedone sinistro dal capitano del Ladrano. Rimessa per Nino Cascino. La Rosa va a puntare, La Rosa prova a piazzarla, colpisce il palo e ancora La Rosa e non entra questa palla per Aleandro La Rosa. Quasi a voler citare un meme molto caro sui social in questo momento, dando il Mac, non entra, non può entrare la palla di Aleandro La Rosa. Argibai, Muro prova ad uscire da sensazione complicata, Argibai a dargli una mano dietro ma c'è Verzi, prova a puntare il numero 21, sterzo e destro, visto, si tuffa alla sua destra, poi palla in angolo, riesce a tenerla dentro
il numero 29, angolo per Cosano, palla altissima. 2 minuti sul cronometro del secondo tempo. Cascino sull'uscita di Mazzeo. Pallone giocato all'indietro, Argibai fermato, attenzione al 3 contro 2 del Ladrano, tiro deviato, arriva Cascino che poi va via in suolata. Ancora il capitano oggi del Mistral in assenza di Giangrande, dicevo, del roster del Mistral, che adesso attualmente vede 3 elementi di rotazione come Biondo, Barcellone affaticato. Sabato prossimo tornerà Nino Cascino, tornerà Filippo Giangrande, dovrebbe tornare Gianmanco, allora finalmente una rotazione di 5 elementi. Muro si libera, una parata di Mazzeo, occhio alla ripartenza, Nicolosi, sterzata, Cascino lo chiude, fallo del capitano del Mistral che si becca l'ammonizione. Primo ammonito della partita in quello che è stato il primo fallo commesso nel secondo tempo, quello di Nino Cascino. Oggi dicevo nelle vesti di capitano in assenza di Giangrande. Occhio alla punizione. A 2 minuti e 41 giocati nel secondo tempo c'è Cosano. C'è Cosano sul punto di battuta, fischia il secondo arbitro, parte Cosano, addosso all'estero. Arriva Cascino, Cascino corre in soccorso Argibai, palla di ritorno. Allora riparte Ladrano, Ricceri, palla per Berzì, Cosano, Ricceri. La gestione poi di Cosano, tiro ribattuto da Cascino. Fallo laterale per la squadra di Sgroi. Cosano, Cascino sulle sue piste, poi il velo da parte di Berzì per Nicolosi, ancora il 17 che appoggia in suolata, rischia qualcosa, gliela porta via Muro, Muro col cucchiaio, palla alta sull'uscita di Mazzeo che ha quasi travolto Salvo Muro. Musumeci appena tornato in campo, palla direttamente fuori. Argibai con la rimessa per Aleandro La Rosa, ora Muro. Argibai non riesce nel controllo di suola. La rimessa qui con Bonaccorso che rischia, non riesce lo scambio con Berzì, fallo laterale. La Rosa va via, altra finta. Muro. Adesso chiaramente c'è anche più voglia e più libertà di cercare giocate un po' estemporanee come questa di Cascino, grande virata, uscita bassa di Mazzeo, calcio d'angolo. Giocati 4 minuti e 5 secondi, scucchiaia Cascino per la volée di La Rosa, alta. Buon accorso. Bella questa palla dall'altra parte per Berzì che può soltanto controllarla, non portarla avanti. Muro fionda verso La Rosa, colpito in pieno Musumeci. Muro. Argibai. Resiste alla carica di Musumeci, ancora Argibai. Porta a spasso palle avversario, gran giocata di Argibai, chiude Cosano. Un fallo laterale. Intanto Argibai, altro palo
altro palo. Musumeci ha stoppato il suo passaggio in verticale. La Rosa. Poi riesce ad andare via Cascino, l'uscita di Mazzeo, poi colpo di testa, ancora Cascino che prova ad arrivare, viene però chiuso dall'intervento da parte di Bonaccorsi, che trova la palla che varca la linea e il gol del 7-2. Bonaccorsi si iscrive alla partita e trova la seconda rete per Ladrano. 7-2 il parziale, gol di Antonio Bonaccorsi, classe 2003. Quanto fallo di Muro, punizione. Intanto Listro controlla. La Rosa si muove affaticato, la palla è vicina per Muro. La Rosa, Cascino, poi ha recuperato palla Ladrano, ancora con Bonaccorsi, fallo e punizione. Calcio di punizione, Bonaccorsi mette sul secondo palo, non arriva nessuno. Cascino, prova adesso a ripartire Ladrano, Musumeci fermato, ha faticato prova a farlo uscire e in effetti la palla esce. Faticato Listro, cucchiaia, lungo, troppo lungo per tutti, non può arrivare Muro. Conclusione bloccata da Listro. Affaticato, palla per la Rosa. Muro, la Rosa. Listro, palla per affaticato, 7 minuti giocati, la Rosa corre, controlla, destro, ribattuto da Mazzeo. Vuole sbloccarsi, vuole accendersi Aleandro La Rosa, sa di poter fare qualcosa di più, soprattutto a livello di realizzazioni, giocatore di talento spropositato, mentre Salvorizzo impartisce le ultime indicazioni a Gabriele Barcellona. Qui Muro la perde. Barcellona che entra. Breve spazio anche per Coco Argibai, mentre Nicolosi, altro scambio ripetuto, interviene affaticato per Muro, uscita di Mazzeo sul Listro che non vuole avere giustamente.
allora scambiano, affaticato, e la Rosa viene incontro a Barcellona, palla per lui, sponda subito per Muro che prova a tenerla col fisico ancora, Muro, Barcellona, Muro! Cosa si è divorato Muro qui a porta vuota? Sorride amaro Salvo Muro, sa di averla fatta grossa. Per sua fortuna il risultato è ormai acquisito, almeno così dovrebbe essere, ma poteva portarsi un altro pallone a casa Salvo Muro, l'ennesimo della sua stagione. Cosano, palla per Furnari, poi Nicolosi, Furnari non arriva, Muro arriva, viene fermato, attenzione a Cosano, sinistro, smanacciato fuori, poi deviazione, calcio di rigore, sì, calcio di rigore, fallo di mano di La Rosa. Fallo di mano di La Rosa e allora opportunità dal dischetto. Dovrebbe essere Nicolosi a calciare, anzi no, se ne va, rimane Cosano, allora sarà il 14 a tentare la trasformazione. Raccomandazioni del primo arbitro all'Istro, ora ai giocatori fuori, quindi è tutto pronto. Cosano contro l'Istro, fischia l'arbitro, la rincorsa di Cosano che spiazza Uriel Istro, 7-3, accorcia ancora Ladrano. Sono 4 metri di distanza. Qui La Rosa guadagna un fallo laterale, 11 minuti da giocare. Barcellona affaticato, prova a passare lui, ma non riesce a tenerla, e allora Mazzeo. Cosano. Serie di finte, poi palla scaricata indietro, palla recuperata da Muro che si invola, Muro! Rimette tutto in chiaro, Salvo Muro, ottava rete del Mistral e arriva adesso la tripletta di Muro. La calciata con quella rabbia extra dettata dal gol sbagliato in precedenza e l'ha messa lì dove doveva essere messa, ovvero sotto l'incrocio, sotto il 7 alla destra di Mazzeo. Argibai appena tornato in campo. Barcellona, ancora Argibai, cambia fronte, intercetta solo per un attimo Verzi e fallo laterale per il Mistral con Coco che serve adesso La Rosa. La Rosa converge, lo ferma Verzi, ancora Argibai. Barcellona fermato questa volta da Ricceri, si riparte dal fondo quando siamo ormai a ridosso della boa di metà secondo tempo, superata da un paio di secondi. Furnari calcia e si sdraia alla sua destra. L'Istro, angolo. Si prepara Cascino ad entrare, ma si prepara anche Furnari a battere l'angolo. Viene incontro Ricceri, la palla è dentro con l'Istro, poi calcia via Argibai. Nicolosi, palla per Ricceri che non riesce a tenere in campo. Gira palla il Mistral a 9,5 dalla fine. Sono tornati 5 i gol di vantaggio grazie alla terza perla di Salvo Muro. La Rosa converge, La Rosa si crea lo spazio, ribattuto il suo tiro, poi riconquista, Barcellona non la recupera, sarà fallo laterale per Ladrano, riposo adesso per Aleandro La Rosa, al suo posto Nino Cascino. Ricceri
Colosi, Licceri. Poi Furnari, chiusura sul passaggio da parte di Nicolosi. Con un fallo laterale per Ladrano. Furnari fermato a Barcellona, poi guadagna il fallo laterale Verzi, lo va anche a battere. Nell'incontro Nicolosi fermato da Cascino che può ripartire. Cascino fermato stavolta da Ricceri. Nicolosi cerca l'1-2, lo trova. Bella questa giocata, un po' fermo il Mistral. Tentativo di Verzi fuori. Listro, Cascino fermato, allora palla recuperata con Verzi fermato col fallo da affaticato, quinto fallo commesso dal Mistral e c'erano ancora 8 minuti e 24 da giocare. Se ho visto bene, Cocerizzo ha prenotato tra virgolette il time out per la prossima interruzione con palla a disposizione del Mistral. Ma intanto occhio a questa punizione con Ricceri, conclusione, Listro. Nicolosi con la rimessa proprio per Ricceri che va a calciare, affaticato, stoppa il suo tiro. Furnari fronteggia Cascino, finta il tiro, ancora Furnari, serie di finte. Cascino recupera, Cascino salta, Cascino, bella scucchiaiata, non arriva Argibai che la tiene in campo. Barcellona si sposta, fermato. Allora prova a ripartire Nicolosi, palla direttamente fuori, rimessa laterale, dovrebbe essere time out. Sì. Termina il minuto di sospensione chiesto da Salvorizzo. Muro, palla per Argibai, poi gira veloce il pallone in casa Mistral, però non riesce a tenerlo controllato la squadra di Salvorizzo, che torna sul parquet con affaticato Argibai, Muro e Cascino. Dall'altra parte c'è in porta, abbiamo già avuto modo di vedere Mazzeo, poi Cosano è tornato sul parquet, ma attenzione ad Argibai che stimola Argibai, uscita da parte di Mazzeo. Ora Neri, Nicolosi, Cosano e Furnari a completare il quintetto, palla che esce dal campo, 7 minuti 12 secondi, ormai in discesa. Listro, lungo a cercare Cascino, il controllo di Cascino, arriva affaticato, la palla e verso di lui viene intercettata però. Cosano
conclusione ribattuta, Argibai punta, Cascino, sterzata di Cascino, ancora Cascino, e la voleva questa tripletta, la trova questa tripletta anche ignorando Argibai, che per il primo ad andarsi a congratulare. 9-3 il punteggio. Altra palla portata a casa da Danilo Cascino, altro gol da assoluto dominatore del campo per il numero 9, oggi capitano. Qualche centimetro sotto la nostra postazione c'è chi si riprenderà la fascia, ovvero sia Filippo Giangrande, squalificato per somma di gialli. Sicuramente Mistral che riprende al meglio la marcia per quella che sarà una lunga rincorsa, una lunga sfida per portare a casa il primo posto che vale un posto in Serie A2. Andando a vedere anche quelli che sono i risultati che stanno maturando fin qui, hanno vinto sia il Futsal Mazzara che ha vinto 4-3 in casa contro il Drago Cirreale, sia il Soverato che ha battuto l'Arcobaleno Ispica per 6-3, ha vinto anche il Marsala 4-2 a Gela. Occhio che alla palla per faticato del Madrid, e dunque di fatto la classifica non cambia, perché in testa ci sono Mazzara e Soverato a 28, Mistral 27, Marsala 26. Ricordo, il prossimo turno vedrà il Mistral impegnato in casa dell'Arcobaleno Ispica, squadra che occupa la 7ª posizione, ben lontana dalle posizioni di vertice. Prossimo impegno in casa il 27 gennaio contro il Drago Cirreale, mentre c'è un problema per l'Istro. Ricordo anche che il Mistral Carini dovrà affrontare il Soverato in gara secca nella Coppa. Quello che potrebbe diventare un bellissimo duello con la squadra calabrese, che qui nell'ultima gara del 2023 ha vinto e ha convinto soprattutto, e da lì sicuramente è passata una bella lezione per un Mistral che sicuramente a ranghi completi potrà fare qualcosa di molto importante da qui alla fine della stagione. Qui intanto Muro viene anticipato, palla verticale per Nicolosi col piede listro, calcio d'angolo a 5 minuti e 8 secondi dalla fine. Cerca di uscire quantomeno dal campo a testa alta Ladrano, conclusione bellissima di Cosano, palla fuori. Intanto scontro Cosano-Barcellona, tutto ok per l'arbitro, rimessa Mistral. Muro vede la partenza di La Rosa, lo serve, La Rosa non riesce a tenerla, allora occhio dall'altra parte. Argibai riesce a fermare Nicolosi. Muro ancora per il 21, Argibai, tocco, Barcellona, l'uscita di Mazzeo, tempo troppo morbido nelle suolate Barcellona. Nicolosi, bravissimo l'Istra, e poi la rete del 9-4 con Ladrano che sorprende in ripartenza la squadra di casa. Gol di Bonaccorso. Qui credo che l'Istro se la stesse prendendo con Barcellona per il semplice fatto che è andato troppo morbido. Nell'1 contro 1 con Mazzeo, che alla fine lo ha battuto
perché è riuscito a non farlo segnare. Poi da lì la ripartenza vincente del Ladrano per la quarta rete della squadra di Sgroi, che qui però riparte. Conclusione Listro. Barcellona vince un rimpallo, accelera, palla per la Rosa che non la tiene in campo. Cosano per Verzì, sterzata, ancora Verzì la tiene, passa, non ci prova, Verzì messo, forse spinto, si continua a giocare. Argibai, la Rosa arriva la 10ª rete. E arriva anche la rete per Aleandro La Rosa, che si iscrive alla partita e fa 14. Ripreso il gioco con Verzì che si è andato a sedere in panchina. Un problema per lui, evidentemente il colpo è stato pesante nell'azione che poi ha portato al gol di La Rosa. E qui la palla fuori. Tenta di partire Barcellona, palla per Biondo respinge Mazzeo. Intanto ancora Barcellona, Mazzeo bravissimo ad arpionare il pallone, riparte Ladrano, Muro e la mette fuori. Conclusione di Furnari, respinta, ancora il 16 che passa, prova adesso a ripartire, 3 contro 1 per il Mistral. La Rosa, fuori. Nicolosi, Biondo col recupero, Biondo corre, Biondo! Per il primo gol anche Emanuele Biondo, 11-4 il risultato e c'è gloria anche per uno degli ultimi arrivati in casa Mistral. Tra l'altro bel gesto di Biondo, perché prima è esultato che è andato a soccorrere un avversario che era rimasto per terra e adesso spazzolato il parquet, spazio per Calandra e per Megna, rispettivamente 2003 e 2005. C'è fuori, in attesa di recuperare da un infortunio, anche Andrea Matta, che è stato chiamato per rimpolpare il parco portieri del Mistral Carini, fermo restando che Auriel Listro e rimarrà giocatore cruciale che difficilmente perderà minuti. Ma qui Barcellona con la rete numero 12
del Mistral, ormai goleato, ormai parata, trionfo per la squadra di Salgorizzo. Squadra che ha tirato fuori la garra quando serviva. Questa è anche una dedica a Doc, che tanto l'aveva chiesto, tiriamo fuori la garra. Che giochiamocela al meglio delle nostre possibilità, in un'intervista che purtroppo nostro malgrado non è andata in onda per un problema tecnico. Lui ci ha detto: sto pian piano conoscendo la mia squadra, sto pian piano spiegando i principi e la squadra adesso è pronta per un grande campionato. Qui Biondo con la giocata, Megna, Biondo, si libera Biondo, tiro ribattuto da Ricceri, rimessa laterale, 89 secondi alla fine. Barcellona, Calandra, prima palla in Serie B per lui, Megna. Muro, lancio per Megna, adesso chissà se c'è la voglia anche di far sbloccare il 2005. Appena maggiorenne, 18 anni a giugno per lui, a fine giugno per lui. Mentre intanto siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco, risultato di 12-4 per il Mistral, che dunque torna a vincere in casa, continua a farlo in questo 2024 in cui sono arrivati 18 gol. Tanto Bonaccorsi prova a passare l'autore del secondo gol del Ladrano, è entrato nel secondo tempo, forse qualche minutino in più alla lunga poteva farselo, magari nel primo tempo. Intanto palla dentro, chiude Megna, scontro duro ma comunque regolare con il numero 20 ospite. Conclusione intanto ribattuta in calcio d'angolo da Cascino, ultimi 19 secondi 8 decimi qui al palazzetto dello sport Ciro Genova di Carini, dove il Mistral chiude in difesa, forse. Ricceri, zona di sparo per lui, Calandra allarga la lettone, la mette in angolo. Gran parata questa, anche perché era forse anche leggermente coperto il portiere classe 2003, che adesso fronteggia l'angolo. Ultimi secondi di gara, Cascino mette fuori. Partita che non accenna a finire. Bonaccorsi, la palla addosso, Muro accelera, vuole regalarsi l'ultima sgasata, viene però fermato e allora chiude col pallone nei piedi. C'è tiro libero per Ladrano a 2 secondi e mezzo alla fine. Sulla palla Cosano, nessuno chiaramente lì particolarmente teso sulla ribattuta. Cosano realizza il 12-5. Subisce gol dunque Calandra in quella che è stata l'ultima giocata della partita. Mistral Carini batte Città di Adrano calcio a 5, 12-5, torna a vincere in casa, continua a vincere nel 2024. E allora non ci resta che salutarvi ripetendo il passato. Mistral Carini 12, Città di Adrano 5. Appuntamento qui al palazzetto dello sport Ciro Genova tra 2 settimane per Mistral Carini Drago Cireale. Non perdetevi tutte le altre dirette da Repete Sportivi a partire da domani col calcio giovanile, poi tutti gli highlights, le interviste e poi
il prossimo weekend, tutti di nuovo sul parquet o in campo. Grazie per averci seguito, vi lascio col terzo tempo, alla prossima. Ah, ok. Giovanna vi raggiunge con lei.